Ed eccoci a una nuova puntata di Parola Mia, la nostra rubrica che simpaticamente cerca di fare chiarezza su dei termini napoletani o in disuso o che abbiamo dimenticato o che usiamo però non ne conosciamo sempre bene il significato. La parola che analizziamo oggi è sturcio. Vediamo un po' che ne pensa il popolo. A voi. No, non lo so cosa significa. Non lo so. Turcio, ma ti dico subito, guarda come stava studio chi stava studiando il turcio. Che stai? Non ho idea. È uno sturcio. Che cosa? Un guaio. Una cosa brutta comunque. Sturcio. Mai sentito? Però forse vuol dire qualcosa che è brutto. Allora, come abbiamo visto, sono sempre simpatiche le risposte dei nostri amici, però qualcuno addirittura non conosce il termine, quindi facciamo questa chiarezza, facciamo un po' di chiarezza su questa cosa. Sturcio praticamente significa una cosa mal fatta. Si usa solitamente per l'abbigliamento, però non solo per questo, anche per una borsa, per una cosa di fattura indegna o non consona ai canoni della bellezza. Questa parola ci viene dal latino extorquere, che sarebbe distorcere, quindi tutto quello che è storto, quindi non è dritto, non è lineare, a Napoli è diventato un sturcio. Parola.